Signore e signori, buonasera, bentrovati per questo terzo appuntamento con la musica classica in San Vigilio, uno dei più bei templi dell'acustica, è una chicca questa chiesa, per la rassegna che da qualche anno Radio Veneto 1 si preoccupa di portare presso di voi. Giovanni Battista Scarpa, allievo di Michele Lotte ed Enzo Porta, si è perfezionato con Renato Zanettovic, Daniele Pascoletti e Cinzia Barbagelata. È stato prima parte dell'offerta musicale dell'Orchestra da Camera di Venezia e dell'Orchestra Futura, esibendosi anche in qualità di primo violino, di spalla e solista. Ha collaborato con l'Orchestra Filarmonica del Teatro La Fenice di Venezia, collabora anche con i solisti di Radio Veneto 1. A proposito, la nostra modestissima radio è l'unica e la prima in Italia ad avere la sua Orchestra Filarmonica e la sua Orchestra da Camera. A breve esordirà molto probabilmente con l'Orchestra Giovanile, cioè è giusto che anche i ragazzi abbiano un punto di riferimento per essere aiutati nella carriera. Approfondisce il raro e interessante repertorio per due di violini con Stefano Bruni, mentre con la saxofonista Emma Nicole Pigato propone al pubblico brani originali e trascrizione di opere barocche e classiche. È docente di violino presso il liceo musicale Marco Polo di Venezia. Stefano Bruni, il suo compagno di violino, si è diplomato in violino presso il Conservatorio di Venezia, perfezionandosi poi con Enzo Porta e Daniele Pascoletti. Si è specializzato in violino barocco sotto la guida di Stefano Montanari, ha collaborato con l'Orchestra da Camera di Venezia, offerta musicale, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e il Teatro La Fenice. Dal 2011 fa parte dell'ensemble Mondo Antiquo, con il quale ha suonato presso alcuni dei più importanti festival internazionali. Ha inciso per le etichette Brilliant, Nave e Sony. È docente di musica presso il MIUR. Anche lui è spesso ospite e collabora al nostro progetto di riscoperta della Scuola Grande di Musica Veneta, quello appunto di Radio Veneto 1. Io direi di farli entrare con un applauso. La presentazione dei brani questa volta la lasciamo fare direttamente agli artisti per la più puntuale messa, come dire, a punto della serata. Grazie e buon ascolto.
Buonasera, è un piacere per noi essere qui, un enorme piacere. Diciamo che sposiamo in pieno il progetto che da anni il nostro amico Roberto porta avanti, ovvero quello di fare educazione. Tra l'altro siamo insegnanti, per cui la facciamo tutti i giorni e per noi è molto, consideriamo una missione il fatto di dare delle piccole indicazioni per permettere a tutti di avere una chiave di accesso alla scelta del programma che vi proponiamo questa sera. Nello specifico, questa sera, come vedete dal programma, affrontiamo un particolare periodo della storia della musica assolutamente importantissimo, che va dall'ultimo barocco al classico, ed è un passaggio di snodo fondamentale nella storia della musica. Adesso la parola al collega Stefano. Buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia. Faccio un salto indietro, ma ci metto proprio 5 secondi, di un secolo e mezzo rispetto all'epoca dalla quale traiamo i brani che stiamo presentando oggi, perché all'inizio del Seicento diciamo che nasce in qualche modo la musica strumentale, cioè si emancipa la musica strumentale da quella vocale, cioè ci sono dei pezzi per la prima volta scritti espressamente, la cosa è indicata per degli strumenti, senza quindi che gli strumenti debbano in qualche modo seguire le voci o seguire un testo. Questa cosa pone ovviamente un problema, perché che senso diamo a una musica che non ha più un testo, che non ha più un significato sopra? E ci sono diversi modi per fare questo. Sono tanti, io faccio solo gli elenco perché casualmente ci sono tutti questa sera, quindi gli elenco, dico proprio una parola per ciascuno. Un modo è quello che avete appena sentito, il canone, che è una forma di contrappunto molto molto stretta, ed è praticamente prevede che un esecutore esegua, diciamo, una serie di melodie, un brano, e l'altro esecutore a distanza ravvicinata lo ripropone pari pari. Noi avremmo potuto suonare questo brano leggendo sullo stesso identico foglio, semplicemente uno incomincia prima e l'altro poco dopo. Un altro modo lo sentirete adesso nel brano di Vivaldi, ed è diciamo quello che era nella tradizione poi veneziana della musica responsoriale. Nella Basilica di San Marco si alternavano 2 cori o 2 organi o 2 gruppi di strumenti, e questo in piccolo lo sentirete nel brano di Vivaldi che suoneremo adesso, perché i violini si invertiranno le parti molto spesso. Questo è un altro sistema. Poi abbiamo la variazione che sentirete al termine di un brano di Mattheson che suoneremo. Questo è un altro modo molto, molto utilizzato. Poi ci sarà alla fine del percorso con Haydn e Mozart sentirete molto la melodia accompagnata, cioè questa volta soprattutto in Mozart un violino farà, diciamo, la parte principale e l'altro l'accompagnamento. Ultimo, ma non da ultimo, e qui termino, poi diremo solo 2 parole dopo, riguarda la Gulliver Suite, che come intuite dal titolo è un brano molto particolare, perché è un brano che è anche descrittivo, cioè vuole con la musica, senza l'ausilio di un testo, descrivere una storia che chiaramente è quella dei viaggi di Gulliver, ma di questo parleremo dopo. Buon ascolto. Mi permetto, aggiungo solo una cosa in merito al brano che stiamo per eseguire. Il grandissimo Antonio Vivaldi, maestro assoluto, io lo definisco di orecchiabilità, è uno dei massimi esponenti della scuola veneziana e che farà da scuola a tutto il mondo, prende spunto dai suoi predecessori, che secondo me sono altrettanto importanti. In particolare mi riferisco ai 2 zio e nipote Giovanni e Andrea Gabrieli, che scrivevano la musica, avevano inventato il Dolby Surround, cioè mettevano un coro qui, un'orchestra lì, un solista lì, e l'ascoltatore aveva una percezione spaziale. Che cosa fa Vivaldi con questo atteggiamento responsoriale? Cioè un violino propone una cosa e l'altro imita, non è più come prima che il canone, che venivano eseguite melodie assolutamente identiche. Praticamente Vivaldi bidimensionalizza la dimensione surround, possiamo dire, e questo darà a sua volta la strada a tutta una serie di percorsi che vedremo oggi. Buon ascolto.
Il programma di sala non è indicato, ma c'è una piccola sorpresa, ma Roberto ovviamente era stato informato ed è d'accordo, per piacere di questo. Nello spirito dell'epoca, spiego anche il perché del titolo un po' strano, che si rifà al famoso film Una poltrona per due, una valigia per duo. Perché valigia? Perché chiaramente la formazione dei due violini è una formazione molto agile, nel senso che si presta a suonare in tutti i luoghi, grandi, piccoli, senza bisogno di trasportare strumenti ingombranti. Ovviamente il flauto ha lo stesso vantaggio del violino. All'epoca molti brani erano scritti anche per motivi commerciali, per poter vendere di più, senza indicare lo strumento o addirittura indicando un sacco di strumenti possibili, in modo che chi andava poi acquistava lo spartito, che suonasse il flauto, che suonasse il violino, sapeva di poter suonare quel tipo di musica. E così alcuni brani di stasera sono pensati proprio per essere suonati con strumenti diversi, due violini, violino e flauto, violino e oboe, due oboi e così via. Buon ascolto.
Prima Stefano accennava al fatto che in questo periodo la musica cominciava ad avere un'emancipazione da un testo scritto. Tante volte ci si chiede: ma cosa significa la musica? In realtà la risposta è più semplice di quello che sembra, ed è: la musica non può altro che significare se stessa e nient'altro. Tuttavia, non mi addentro in questi concetti addirittura filosofici, perché ci vorrebbero serate intere. Tuttavia, esistono degli episodi in cui i compositori scrivono della musica, chiamiamola a programma, ed è il caso di questa deliziosa ouverture di suite, chiamiamola, di Telemann, ispirata ai viaggi di Gulliver. Allora, a parte un'introduzione in stile francese assolutamente tradizionale, il grandissimo Telemann fa un giochetto nella rappresentazione dei lilipuziani, questi ometti piccolissimi, e dei giganti invece, come si chiamano? È un po' difficile, comunque i giganti. E che cosa fa? Cerco di spiegare per chi non conosce la musica. Rappresenta i lilipuziani con delle note di valore piccolissimo, cioè tutto questo più nero vedete e più significa che le note sono di valore piccolo. E quindi fa un gioco più per l'esecutore che per l'ascoltatore, a proposito del fatto che la musica rappresenta se stessa. Per quanto riguarda i giganti, fa la cosa opposta. Vedete che la pagina è fatta da note bianche. Le note bianche rappresentano, sono valori molto grandi, cioè note di valore lunghissimo. Dopodiché, sempre per raccontare, in questo caso, una storia, il penultimo brano di questa suite, la Reverie der Lilliputaner, eccetera, eccetera, in tedesco, non voglio fare brutte figure, praticamente rappresenta un risveglio. Sentirete quasi un effetto da suoneria della sveglia, anche se non erano ancora state inventate, ma l'effetto è quello. Ma la vera perla di questo brano, avrete sentito alla fine di Vivaldi, l'ultimissimo passaggio era caratterizzato da due parti completamente differenti e a sé stanti dei due violini. Telemann fa parte da un presupposto simile, ma lo supera e addirittura scrive due parti completamente diverse. Un tipo di danza al primo violino e un altro tipo di musica contemporanea dall'altro, che è fatta apposta a disturbare. Infatti io cercherò di dare questo effetto di cattiveria e di disturbo nei confronti di Stefano. E quindi addirittura in questo caso Telemann in questa epoca anticipa dei procedimenti compositivi che verranno esasperati nel Novecento. Se pensiamo a Luciano Berio, per esempio, è pieno di questi tipi di episodi. Con la Gulliver Suite vi auguriamo buon ascolto.
Vi ricordate che abbiamo parlato di musica fatta anche per chi la suona, che la vede diciamo da una prospettiva diversa ovviamente. E il canone, mettiamo insieme le due cose, abbiamo un foglio qua in orizzontale che leggeremo insieme. E come mai in orizzontale questo foglio? L'ho messo in leggio apposta, perché uno di noi leggerà il foglio capovolto. È un brano di grande virtuosismo compositivo, non è difficile da suonare, ma per chi l'ha scritto è veramente impegnativo, perché noi suoneremo, uno suonerà il foglio leggendo le note diciamo dritte e l'altro le leggerà capovolte con la pagina girata dall'altra parte, e vedrete che funziona perfettamente. Quindi questo pezzo è stato fatto per essere suonato, uno parte praticamente dall'inizio e l'altro parte dalla fine e va al contrario, e funziona perfettamente. Immaginate cosa vuol dire pensare una cosa di questo tipo e realizzarla. Buon ascolto. Un piccolo dettaglio di cronaca: la leggenda vuole che questo ragazzo, Mozart, abbia scritto questo brano di getto, cioè ha preso il foglio e l'ha scritto immaginando che la prima nota suonata da uno strumento era l'ultima nota suonata dall'altro al contrario, e così per tutto il brano. Alla luce di tutto quello che abbiamo sentito oggi, riascoltare un canone assume nuovi significati.
Bene, si conclude così questa nostra terza serata. Io direi che un altro applauso a questi ragazzi davvero bravi. Direi che con molta classe, con uno stile unico, ci hanno dato la lezione di quella che era la nostra terra. Grazie di questa splendida serata e voglio ringraziare voi perché avete dimostrato di essere un pubblico perfetto. Non c'è stato un applauso durante una pausa di concentrazione. Questo appaga. Grazie, grazie, grazie. Buona serata.